Dopo la pesante caduta nel derby contro Scandicci, perso per 3-0 appena una settimana fa, il Bisonte Firenze rialza prontamente la testa, trascinato da una grande Wakalor e da un'ottima Fekhi, entrambe sopra quota 20 punti realizzati, rispettivamente 22 e 20. Sull'altro fronte, troppa discontinuità per Azzanetti Bergamo e la prima volta da capo allenatore per Daniele Turino non è magica come sperava il nuovo tecnico della formazione lombarda. Firenze c'è e fin da subito. Alcune giocatrici di Bergamo invece partono con il freno a mano tirato. Non è il caso dell'ex Melandri che marca punti in primo tempo con una certa continuità. Fekhi è già bella carica in partenza, Wakalor ha bisogno di un po' di tempo prima di cominciare a saltare laddove nessuno riesce ad arrivare e a passare con una relativa facilità. Il punto decisivo del primo parziale è proprio di Fekhi, che realizza il 25-18 con un preciso mani fuori. Secondo set che va via a strappi, allunga una squadra, rincorre, riprende e supera l'altra. Prima il Bisonte dà l'impressione di essere pronta per festeggiare il 2-0, poi Bergamo arriva ad un passo dall'1-1 ma si fa annullare 3 set ball, tutti però sulla propria battuta, prima di cedere ai vantaggi sul 28-26. Che questo sia un colpo decisivo alle speranze di rimonta di Bergamo? Tutto il contrario, perché la compagine di Turino ricomincia determinata più che mai e approfitta di una squadra, quella di Caprara, che invece si è rilassata dopo la vittoria nel secondo set. Mitchem, Melandri e Van Rick, su quest'asse la Zanetti ritorna in partita, prolungando il match al quarto grazie ad un 22-25 e ad un successo parziale che praticamente non è mai stato messo in discussione. Il Bisonte però assorbe il colpo e cambia passo. Vuol chiudere il match e ce la fa in maniera netta nella quarta frazione terminata 25-16. Un'affermazione che riporta le azzurrine al terzo posto mentre la classifica di Bergamo resta deficitaria. Riepilogando questi invece i parziali 25-18, 25-26, 22-25, 25-16. Il Bisonte batte Zanetti Bergamo 3-1. Migliore in campo e migliore realizzatrice Silvia Wakalor con 22 punti, 20 messi a segno da Fekhi, entrambe per il Bisonte. Per Bergamo invece da sottolineare le prove di Mitchem, arrivata a 18, e Melandri che ha chiuso con 12.